importanti per il proseguo del campionato del Padova. Sì, sono partite, ma come d'altronde tutte le gare sono importanti. È chiaro che questo scontro ravvicinato, andiamo a recuperare la gara che ci manca, ci può dare insomma qualche rispetto alle altre. Dobbiamo cercare di, appunto, nella gara già di Teramo, comunque anche quella di San Benedetto, di fare più punti possibili. Il fatto che sia fuori casa può essere magari qualcosa che vi dà uno stimolo in più, oppure insomma in questo momento basta solo far risultato, cercare di fare questi famosi passi avanti? Ma al di là di in casa o fuori è normale che ci aspettiamo insomma dei miglioramenti un po' in tutte le situazioni. Abbiamo recuperato qualche giocatore, non completamente tutta la rosa, però come dicevo avevamo qualche problemino soprattutto per 2 gare ravvicinate. Invece in questo momento siamo riusciti a recuperare chi aveva qualche acciacco, quindi siamo fiduciosi. Quel qualcuno è Filipe, insomma, di cui si è sentita la mancanza non perché chi ha giocato abbia fatto meno bene, ma per il discorso che diceva lei, le caratteristiche, no? Sì, d'altronde ha avuto questo infortunio particolare, mancando, giustamente come hai detto, non è che chi ha preso il suo posto abbia fatto male, anzi ha fatto bene, però l'ha fatto con altre caratteristiche ed è normale che mancando il regista qualche difficoltà in più in fase di costruzione l'abbiamo avuta. Teramo, che Teramo si aspetta? Teramo che in questo momento viene da un buon periodo, nel senso che ha vinto l'ultima gara in casa e ha pareggiato col Südtirol nella gara precedente, ha vinto in casa con le Colfano e ha pareggiato l'ultima gara col Südtirol. È in un buon momento, è una squadra aggressiva con determinate qualità e caratteristiche e dobbiamo andare ad affrontarla meglio, insomma, con la massima attenzione, massimo rispetto, con quello che abbiamo preparato durante la settimana. Ecco, come ha lavorato il Padova durante la settimana? Abbiamo lavorato soprattutto sui nostri concetti per cercare di migliorare dove abbiamo ancora qualche difficoltà, però col tempo sono sicuro che lavorando costantemente soprattutto su quelle cose da migliorare la squadra abbia margine di miglioramento. L'altro giorno dicevi che non si può chiedere la luna a un giocatore che è stato fuori per 40 giorni, facendo riferimento a Filipe, però insomma, l'intenzione tua è comunque quella di schierarlo dall'inizio. Sì, adesso stiamo valutando il discorso anche dell'impegno ravvicinato. Abbiamo recuperato ieri Mazzocco ha fatto allenamento anche lui con noi, quindi stiamo valutando. Chiaramente in questo momento non può reggere 2 gare ravvicinate, questo sicuramente, quindi facciamo un passo per volta, iniziamo ad andare ad affrontare quella di Teramo e vediamo, insomma, credo che Felipe lo schiererò dall'inizio, poi vediamo quanta autonomia abbia, quanta durata abbia. Questo è un po' un punto di domanda, perché ripeto, tanti giorni senza allenamenti intensi con la squadra, ha fatto, chiaramente non è mai stato fermo, però ha fatto dei lavori diversi, tipo piscina o cose di questo tipo, per mantenere una discreta condizione, però è normale che il campo poi c'è molto altro, quindi siamo fiduciosi, però il punto di domanda è vedere quanta durata e quanta intensità riesca a mettere sotto il punto di vista della gara. Sempre sui singoli, sembra così, vedendo un po' le indicazioni, che Sbraga possa tornare negli 11 di partenza? Ma abbiamo una rosa dove possiamo permetterci qualche variazione, ripeto, sono 2 gare ravvicinate, faremo valutazione fino all'ultimo, poi che giochi a Teramo, che giochi a San Benedetto, abbiamo bisogno sia di Sbraga che in questo momento di Fantaci, di Gaiola, di Mazzocco, insomma, di Germinale. Sono tutti giocatori importanti, sempre per ogni gara, però sicuramente ancora di più in una gara ravvicinata. Già avevi accennato qualcosa sul sintetico nella conferenza stampa durante la settimana. Ecco, domani comunque, andando su una superficie diversa dall'erba naturale, bisognerà adattarsi il prima possibile, no?
Sì, l'adattamento come ho detto neuromuscolare non c'è, nel senso dobbiamo adattarci velocemente con la testa. Anche i rimbalzi forse della palla. Esatto, i rimbalzi, la velocità della palla cambia, quindi l'adattamento non è tanto a livello muscolare, perché come ho detto un allenamento o una gara non ti dà nessun tipo di adattamento su qualsiasi superficie. È normale che dobbiamo adattarci e comunque essere collegati velocemente con la testa ed andare a fare una gara sapendo che la palla magari è più veloce, ha dei rimbalzi un attimino diversi, però ripeto, già dal riscaldamento mi aspetto che i ragazzi insomma, riescano a capire anche questa ulteriore difficoltà. Sì. Potrebbe esserci qualche novità sulle fasce, dove al di là della doppia gara ravvicinata forse serve un po' più di intraprendenza rispetto all'ultima uscita. Sì, abbiamo anche lì delle alternative, potrebbe esserci qualche variazione, ripeto, a Teramo o a San Benedetto, adesso stiamo valutando, però abbiamo le alternative ed è giusto sfruttare al massimo per le caratteristiche, per la situazione insomma, che siamo con 2 gare in poco tempo.